Nella giornata di ieri i carabinieri di Sciacca hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Sciacca dal GIP del locale tribunale nei confronti di una persona di 68 anni residente in provincia di Trapani con un'accusa grave: avere compiuto atti sessuali con la propria nipote di 6 anni e averle mostrato materiale pornografico. La storia viene alla luce lo scorso 24 agosto, perché la piccola confida quel giorno ai genitori che erano andati a riprendersela dopo averla affidata al nonno, che quella stessa mattina lui le aveva fatto vedere dal suo telefonino delle fotografie di uomini e donne nude che facevano l'amore e l'aveva mostrato nel bagno di casa, addirittura le proprie parti intime. La bambina racconta inoltre ai genitori altri particolari avvenuti l'anno precedente quando il nonno l'aveva molestata. A quel punto i genitori della bimba si rivolgono a una psicologa per farle valutare la storia e poi, credendo alla versione della piccola, nell'autunno del 2021 decidono così di raccontare tutto ai magistrati della Repubblica di Sciacca. La bimba, davanti agli psicologi nominati dall'autorità giudiziaria, ricostruisce con lucidità i comportamenti del nonno, descrive fatti e particolari in maniera precisa e puntuale. Partono così le attività investigative e i risultati degli accertamenti consentono di appurare che nei 2 smartphone dell'uomo vengono trovati link riconducibili a siti pornografici con una cronologia delle ricerche via web di uno dei 2 apparati, confermando la versione della piccola il 24 agosto 2021. Su quel telefono sono scorse le immagini di video pornografici, in cui contenuto corrisponde al racconto della bimba. All'esito delle indagini compiute dai carabinieri della Repubblica di Sciacca, come già detto, il GIP richiede la misura cautelare in carcere per l'uomo.